Allora, i lavori di preparazione per questa serata sono già molto avanti, tant'è che insomma il pesce si sta lavorando, dico io, non dico cucinando ancora, ma è in fase di condimento, Lo no? condiamo, lo Lo condiamo e condiamo. tra poco lo cucineremo. Manuel Guidotti, che è presidente della cooperativa dei pescatori a casa vostra, ma è anche presidente della cooperativa dei vongolari di Ravenna, no? Tra l'altro Sì. recentemente c'è una grande valorizzazione della vongola di Romagna, la vongola di Ravenna in particolare, dico bene? Vongola Romagnola è un marchio che è territoriale, quindi comprende la vongola di Ravenna ma anche la vongola di Rimini, perché in Emilia Romagna sono due compartimenti, quello di Ravenna e quello di Rimini, quindi abbiamo fatto questo marchio collettivo che unisce tutte e due le realtà e tutti e due i territori. È una flotta molto importante quella della vostra cooperativa? Nel nostro consorzio sono associate 18 barche, mentre invece in quello di Rimini sono 36. Quindi voi adesso normalmente qual è il periodo di pesca della vongola? La vongola si può pescare 10 mesi all'anno e dobbiamo rispettare 2 mesi di fermo obbligatorio, quindi fermo biologico, per consentire alla vongola di riprodursi, che il consorzio può legiferare e quindi stabilire in base allo stato della risorsa all'interno di tra aprile e ottobre. Bisogna fare questi 2 mesi di fermo pesca che possono anche non essere continuativi, quindi va proprio una decisione del consorzio basata sullo stato della risorsa. Come sta andando con il granchio blu di cui tanto se ne parla, che sta un po' mettendo in difficoltà questa produzione, questo allevamento? Il granchio blu ha creato insomma, un danno enorme al comparto delle vongole, quindi specialmente quelle che sono le vongole allevate, quindi parliamo di veraci in questo caso. Nel nostro consorzio sono associati 8 imprese di pesca che fanno anche l'allevamento delle veraci a Goro, e da quando è venuto fuori proprio l'invasione, quindi questa quantità massiccia di granchio, effettivamente si sono quasi azzerate le produzioni di vongole veraci, quindi ha avuto Una contrazione è stato importante. sì, un danno enorme. In mare ce n'è una presenza ampia, anche in mare, perché non solo le vongole cioè, trovano questa specie, ma anche tutta la pesca più grande, quindi lo strascico, reti da posta, nasse, cuguli, insomma tutta la pesca trova il granchio. E quindi voi come avete reagito a questa invasione di questo granchio che non è autoctono ma ormai lo è diventato, si può dire, perché insomma ha invaso un po' tutte le coste dell'Alto Adriatico? Diciamo che tutti i pescatori, specialmente anche le cooperative del nord, quindi ai confini della regione, si sono attrezzate, quindi stanno studiando e scoprendo nuovi metodi per l'impiego del granchio, perché effettivamente l'unica soluzione che può essere per contrastare tutta questa diciamo, invasione di granchio è sicuramente quella di pescarlo. Quindi Riuscite a lavorarlo in un qualche modo, si commercializzarlo? riesce a lavorare, non è facile perché ha un carapace durissimo, quindi anche i macchinari si mettono a dura prova, però si riesce a lavorare. Noi come Associazione Pescatori a Casa Vostra, assieme a un'altra cooperativa di Faenza, Botteghe e Mestieri, abbiamo presentato qualche settimana fa, in occasione della festa del pesce a Cesenatico, Zero come pesce, abbiamo fatto un tortello ripieno di granchio blu, che chiaramente non è la soluzione, no, all'invasione del granchio blu, però diciamo che è un elemento in più che si va a inserire in quello che è poi tutte le azioni di contrasto. Questo poi è quello che lo spirito che muove Pescatori a Casa Vostra, quindi la nostra associazione nasce con lo spirito di promuovere il consumo del prodotto Del locale, quindi prodotto, di fatto il certo. granchio è diventato a tutti gli effetti un prodotto locale, anche se importato, e quindi promuoviamo il suo consumo come promuoviamo il consumo di tutto l'altro pesce. Veniamo a stasera che cosa proponete a questa festa di Terre Cevico? Stasera, quindi noi siamo un'associazione di promozione culturale, quindi promuoviamo il consumo di prodotto locale, ma siamo fortemente legati alle tradizioni, e quindi di tradizionale oggi abbiamo la griglia, le griglie, quindi facciamo tutto pesce alla griglia cotto a legna e carbone come una volta, quindi il classico pesce sulla brace noi lo riproponiamo qui stasera.
Perfetto. Bene, allora buon proseguimento e poi noi aspettiamo queste grigliate. Grazie mille. Presidente. E siamo giunti al termine di questa puntata, noi vi ringraziamo per averci seguito, l'appuntamento è sempre fra 7 giorni e in sovrimpressione trovate i nostri riferimenti anche social. In collaborazione con